Chiedo sostegno da parte delle aziende per quella che adesso è soprattutto lo sviluppo dei prototipi che possono andare dalla robotica e domotica al vero viaggio interspaziale. Servono tanti strumenti anche perché non sono cose facili. C'è tutto dietro un grande lavoro che richiede anche una grande strumentistica. Niccolò e Veronica frequentano il Duca degli Abruzzi, come tanti loro coetanei sono appassionati di scienze, sognano un futuro nella ricerca e intanto progettano, ma per mettere le ali loro sogni hanno bisogno di strumenti che le scuole non sempre hanno. Da qui l'appello sostenuto dagli insegnanti a quegli imprenditori che possano mettere a disposizione attrezzatura anche usata per la didattica di laboratorio, a partire dalle stampanti 3D, dal programma EV3, ma non solo. Sicuramente dei kit di robotica che possono essere gli EV3 o gli Arduino e anche qualcosa legato agli umanoidi, perché sempre più si va in questa direzione. Robotica, domotica, i ragazzi trevigiani che sognano un futuro nella ricerca chiedono strumenti da poche centinaia di euro che le scuole non possono permettersi e gli insegnanti ovviamente stanno dalla loro parte. Non sono mai cifre realmente consistenti, ecco, parliamo sì, di poche centinaia di euro, non sono progetti molto impegnativi, però per noi è molto significato.